Sono felice, si può dire in politica che sono felice perché è un accordo non elettorale, è un accordo culturale sul tema dell'autonomia, del lavoro, dove qualcuno vuole riempire la Sardegna a Sardegna, vuole avere i giovani che lavorano in Sardegna senza scappare, sui temi storici, identità, cultura, tradizione, difesa del territorio, della pastorizia, della pesca, dell'agricoltura, quindi quello che non si è fatto in passato contiamo di farlo dal 4 marzo riportando in Parlamento una rappresentanza sarda che difenda l'interesse dei sardi e non si svenga a questo o a quel potere. Che accordo avete fatto su collegi e candidature? Dove lo candidate? Solinas e anche gli altri? Insomma c'è anche una questione di equilibri con gli altri alleati? Sarà capogruppo al Senato in Sardegna, alla Camera ci saranno 2 capigruppo della Lega, ci saranno 2 candidati forti. Sardi? Sardi, ovviamente solo sardi, per autonomisti candidiamo sardi, saranno 2 candidati in 2 collegi dove contiamo di poter vincere, quindi l'obiettivo non è di eleggere centro, Sardegna e Olbia. Quindi l'obiettivo non è di eleggere una persona, è di portare la voce del popolo sardo a Roma. Dico popolo sardo perché noi abbiamo intenzione anche di intervenire a livello nazionale, anche a livello costituzionale, per riconoscere la specificità, l'identità, la storia e il diritto a esistere di un popolo che ha una lingua, una bandiera, una cultura. Quindi come Lega sono orgoglioso di avere un'accoglienza come quella che ho avuto questa mattina al mercato San Benedetto, dove riuscivo a fare 2 metri senza che mi fermassero, mi chiedessero, e quindi per me, ripeto, al di là del risultato elettorale è già una gioia essere entrato nel cuore di questo popolo.